Mafia nel veneziano, vertice stamane in prefettura a Venezia con il capo della DIA, divisione investigativa antimafia, al vaglio le aziende dei cantieri della terza corsia. Grandi festeggiamenti per la 25esima edizione della manifestazione dedicata al radicchio a Martellago, attesa per l'elezione del martellacense dell'anno fra gli ospiti Oliver Scardi. Tornano a Venezia e provincia le stelle di Natale dell'AIL. Con un piccolo contributo si riceve una pianta e si aiuta la ricerca nel campo delle malattie del sangue. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. In apertura il vertice fra il prefetto di Venezia e il capo della DIA, direzione investigativa antimafia, Arturo De Felice. C'è il sospetto concreto che ci siano infiltrazioni mafiose nei cantieri per la realizzazione della terza corsia. Stamane De Felice è sbarcato a Ca' Cornelia e ha incontrato il questore, i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per esaminare i risultati conseguiti dalle attività di prevenzione svolte presso alcune ditte impegnate nella costruzione della terza corsia. Secondo il capo della DIA, in questo momento di particolare crisi non c'è soltanto il rischio che aziende del sud vicine agli ambienti della mafia si siano infiltrate nel tessuto economico veneto, ma che aziende operanti nei territori siano nelle mani della piovra attraverso l'usura. E intanto continuano a mancare 140 milioni al Comune di Venezia per soddisfare il patto di stabilità e sono a rischio le assunzioni del personale precario in gennaio. Sentiamo. Precari del Comune di Venezia a rischio. Cafarsetti si sta dibattendo per non affogare. Servono 140 milioni di euro per rispettare il patto di stabilità. E punta sulla vendita delle quote SAVE, sugli oneri di urbanizzazione del Palais Lumière e sui 50 milioni di euro che attende dallo Stato. E anche sugli oneri di urbanizzazione che la famiglia Benetton dovrebbe versare, visto che la soprintendenza e la direzione generale hanno concesso il via libera al Fontego dei tedeschi, con una terrazza a belvedere anche se poco invasiva. La terrazza era il nodo, infatti, che bloccava il progetto. È una corsa contro il tempo comunque quella del Comune a 20 giorni dalla fine dell'anno e dalla chiusura del bilancio. Se non si trovano questi fondi ci sarebbe un blocco immediato dal 1 gennaio di tutte le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, sia nel Comune che nelle società partecipate. E sarebbe bloccato anche il mancato rinnovo dei 147 contratti dei precari in scadenza il 31 dicembre. Sono a rischio anche le supplenti degli asili. Il quadro si fa fosco anche per i dipendenti, la cui busta paga subirebbe una decurtazione di 500 euro per i dirigenti e di 200 euro per gli impiegati. Il problema, non si stancano di ribadire gli amministratori, non è il bilancio che è inattivo, ossia dopo 7 anni quest'anno per la prima volta il Comune ha speso meno di quanto ha incassato, ma in virtù del patto di stabilità il Comune deve risparmiare forzatamente 140 milioni di euro. Famiglie sempre più povere, il ceto medio costretto a vendere i gioielli e le parole d'ordine sono rinuncia, risparmio e rinvio, mentre a Roma politica e burocrazia continuano a dissipare risorse con stipendi e pensioni d'oro e il Senato e la Camera costano quasi 2 miliardi di euro. Sentiamo. Risparmio, rinuncia e rinvio sono le 3 R con cui il Censis ha definito la crisi che sta vivendo il Paese nel rapporto 2012 presentato oggi al CNEL. Tuttavia gli italiani non sono rassegnati. Il 52% prova rabbia contro la politica considerata responsabile del disastro attuale. I consumi delle famiglie sono tornati ai livelli del 1997, ossia 15.700 euro annui pro capite. L'83% delle famiglie ha riorganizzato la spesa alimentare, cercando offerte speciali e cibi meno costosi. Quasi il 70% ha ridotto gli spostamenti per risparmiare sulla benzina. Il 42% ha rinunciato ai viaggi e il 40% all'acquisto di abbigliamento e calzature. I giovani che hanno deciso di completare all'estero la formazione sono aumentati del 42%, le immatricolazioni all'università sono scese del 6,3% e sono 3 milioni i disoccupati. Uno scenario che stride in modo sconcertante con gli sprechi che ancora esistono a Roma. Già sappiamo che il Quirinale, dove alloggia il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, costa 7 volte di più della reggia della regina Elisabetta, Buckingham Palace. Ma non scherzano nemmeno Montecitorio e Palazzo Madama, sede della Camera e del Senato. Costano quasi 2 miliardi di euro. Soltanto per i cellulari dei parlamentari si spendono 2 milioni e 300 mila euro. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha promesso tagli drastici, eppure si è limitato a fermare gli aumenti e significa cioè che nel 2012 si spenderà come nel 2011. Le sforbiciate alle spese le ha lasciate agli italiani.
E sembra ormai definitivamente perduto l'Arsenale di Venezia, secondo l'emendamento approvato ieri dal Senato che assegna al Consorzio Venezia Nuova e al Magistrato alle Acque il 70% dell'imponente cantiere navale della Serenissima, ma c'è ancora una speranza. Sfuma sempre più la cessione dell'Arsenale ai veneziani, la battaglia che la città sta affrontando da oltre un secolo per ottenere la restituzione dello storico cantiere navale della Repubblica Serenissima sembra quasi persa. Il Senato ha approvato ieri il maxi emendamento del decreto allo sviluppo che cede l'uso del 70% dell'Arsenale al Consorzio Venezia Nuova e al Magistrato alle Acque per la manutenzione del Mose, fino a quando sarà in funzione, cioè almeno 100 anni. Il comune rimane proprietario dell'area formalmente, ma l'uso sarà gratuito e dunque Cafarsetti non potrà incassare i canoni di concessione che attualmente il consorzio paga al demanio. C'è poi l'area sud occupata dalla Marina Militare. Sulle altre zone rimaste, entro 30 giorni dovrà essere perimetrato ciò che andrà al comune e l'amministrazione è stata esclusa anche dal tavolo tecnico che lo stabilirà. Più che una sconfitta è una disfatta con tanto di umiliazione. Sì, perché il comune non solo dovrà contribuire economicamente alla manutenzione degli spazi su cui non percepirà alcun canone accessorio, ma si vedrà ridotti del 70% i trasferimenti statali relativi ai canoni che lo Stato percepiva. Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, che aveva concordato con Felice Cassono un emendamento sull'Arsenale, bocciato quasi interamente, è deluso. Tanto vale, ha detto, lasciare l'ex cantiere allo Stato. C'è ancora tempo però, un ulteriore passaggio alla Camera potrebbe modificare l'emendamento. Chi vivrà, vedrà. Controlli della polizia a tappeto nel corso della settimana nelle zone calde di Mestre, via Piave, aree verdi della città, centri di aggregazione sociale spesso frequentati da senzatetto e clochard. 233 le persone identificate con l'impiego di 80 agenti di polizia. Nella rete è finita anche una borseggiatrice di professione di 27 anni scoperta in flagranza nel mercato rionale di Mestre, dove da giorni imperversava e mieteva vittime. Inoltre sono stati scoperti 3 magrebini clandestini e condotti nel centro di accoglienza di Modena e Gradisca di Sonzo. E i carabinieri di Marconi invece hanno trovato una vera e propria base logistica utilizzata dai ladri che in questi giorni hanno razziato la zona. Si trovava in un capannone in disuso dell'azienda Flag. All'interno c'erano vari attrezzi da scasso, da martelli a cacciaviti, pinze, tenaglie, una flessibile con varie lame e telefoni risultati sottratti alla SME nei giorni scorsi. E voltiamo pagina e un consiglio per le vostre letture durante le vacanze natalizie. È stato presentato a Venezia un libro che raccoglie 5 racconti noir ambientati appunto a Venezia. Sentiamo. Non solo coppie innamorate tra le romantiche calli e fondamenta veneziane, la magica atmosfera della città della Repubblica Serenissima ben si presta a vicende che si tingono di giallo. Lo sa molto bene Andrea Curcione, che ha raccolto nel suo libro 5 racconti noir. Crimini in Laguna, pubblicato da Piazza Editore, è stato presentato in questi giorni nel salone dell'Hotel Cagottardi a Canareggio. Crimini in Laguna nasce con l'idea di creare 5 storie affascinanti di suspense, di mistero, ambientate a Venezia, in una Venezia molto reale, per niente da cartolina, dove il lettore ci si può ritrovare perfettamente, ma sono storie che giocano effettivamente con il colpo di scena finale. Giornalista pubblicista, laureato in storia e appassionato di polizieschi, Curcione conosce bene il mondo investigativo. Alla presentazione del libro era presente anche il questore di Venezia Vincenzo Roca e il questore vicario Michele Morelli. Il libro racconta di delitti, furti, misteri e inganni, con l'immancabile colpo di scena finale. Sono realizzate come i gialli classici, però non c'è il metodo investigativo deduttivo. Sono storie emblematiche che colpiscono per il loro pathos e il loro modo di essere coinvolgenti. Tornano le stelle di Natale dell'AIL. Nelle principali piazze di Venezia e provincia, con un piccolo contributo, si riceverà una pianta e in questo modo si aiuterà la ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi.
Rispuntano le stelle di Natale dell'AIL, la tradizionale iniziativa di solidarietà promossa dall'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Una fitta costellazione di volontari sta disseminando di petali rosso fuoco le principali piazze del centro storico e di tutta la terraferma veneziana. L'edizione 2012, la 24esima, si svolge durante il weekend dell'Immacolata e conta 17 banchetti in città e una cinquantina in provincia. Il contributo minimo è di 12 euro, oltre a ricevere l'euforbia pulcherrima, la pianta simbolo del Natale, si aiuterà soprattutto la ricerca e l'assistenza nel campo dei tumori del sangue. Il nostro conforto è che ogni anno si va avanti. Aumentano le aspettative di vita e aumenta anche la qualità della vita con farmaci meno tossici e anche terapie sempre più leggere al servizio del paziente. Ma oltre alla ricerca noi diamo anche contributi ai pazienti e alle loro famiglie in varie forme. Si tratta non soltanto di contributi diretti finanziari, che pure nel momento di grave bisogno portato dall'esplodere improvviso di questa malattia sono necessari per le famiglie, ma anche dell'assistenza domiciliare, cioè a casa del paziente anziché andare in ospedale, procurando alloggi in maniera che i pazienti e i loro parenti possano risiedere vicino all'ospedale durante le lunghe terapie necessarie per vincere queste malattie. Ma un altro elemento fondamentale di queste iniziative è sensibilizzare tutti sui bisogni che sono appunto necessari nell'assistenza, soprattutto in Italia, dove il privato deve fare sempre di più rispetto al pubblico. Quindi noi abbiamo bisogno di tantissimi volontari, anzi faccio un appello perché questo sia un'occasione di stimolo per aderire all'Associazione Italiana contro le leucemie, che è cosa molto semplice, e soprattutto come polo di riferimento la nuova divisione di ematologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, che è un centro di riferimento provinciale e anche transprovinciale, in cui vengono applicati i protocolli più avanzati per la cura di questi malati, sia in day hospital che in degenza e sia per i trapianti di midollo. L'anno scorso sono state distribuite oltre 550.000 piantine in 4.041 piazze italiane, raccogliendo una somma di oltre 4 milioni di euro. Speriamo che anche quest'anno le stelle spingano ad un gesto di generosità. E l'augurio che possiamo e vogliamo farci e farvi è che questo stupendo sole autunnale ci assista anche nel prossimo fine settimana del 7, 8 e 9 dicembre e che i nostri banchetti siano illuminati, oltre che dal sole, anche dalla vostra importantissima, determinante presenza. E grazie a tutti. Eurosurgelati Italia, finalmente anche a Mestre, in zona Auchan. Più di 1000 prodotti selezionati e controllati da esperti del settore a garanzia dell'assoluta qualità e freschezza. Dall'antipasto al dessert, tantissime idee da portare in tavola, che stuzzicheranno anche i palati più raffinati. Una grande varietà di carni, pesce, verdure, prodotti panati da forno o pastellati e pronti da friggere. Eurosurgelati Italia, dal produttore al consumatore, senza intermediari, convenienza imbattibile. Eurosurgelati Italia è a Gambarare di Mira, Statale Romea, e ora anche a Mestre, via Don Tosato 115, fronte Auchan, e a Rovigo, viale Porta Po 185, fronte La Fattoria. E ora andiamo a Martellago, dove si festeggiano le nozze d'oro col radicchio rosso di Treviso. Vediamo. Martellago in festa per le nozze d'argento col radicchio, una coppia che fila sempre più d'amore e d'accordo. Dopo 25 anni, la mostra del radicchio tardivo di Martellago è una delle manifestazioni più importanti della provincia di Venezia, di certo quella che negli ultimi anni è cresciuta di più, merito soprattutto delle belle idee e dell'impegno di chi organizza, la Pro Martellago e le ACLI.
La 25esima edizione della festa si preannuncia grandiosa. 11 giorni di appuntamenti, in pratica dal 6 al 17 dicembre, con le più svariate iniziative, dall'artigianato al ballo, dalle gare sportive agli spettacoli di cabaret. Ma il cuore della manifestazione, che si svolge presso gli impianti sportivi di Via Trento, batte forte in cucina, dove il radicchio tardivo, rigorosamente IGP, si presta agli impieghi più appetitosi. Cotto o crudo, ai ferri, impanato o fritto, il rosso ortaggio è l'incontrastato protagonista della tavola di Martellago, e tra la sfilza di piatti proposti non si può non assaggiare il risotto 3V, che con radicchio di Treviso, riso di Verona e la sopraffina arte veneziana celebra l'unione di 3 diverse province venete. E la voglia di stupire darà il massimo domenica 16 dicembre con la 6ª edizione del concorso canoro Radicchio d'Argento. A contendersi il trofeo tanti giovani artisti, e con loro sul palco, in veste di ospite d'onore, ci sarà anche Sir Oliver Scardi. Ma veniamo al fine settimana dell'Immacolata. Sabato 8 dicembre l'attesa proclamazione del cittadino martellacense dell'anno 2012. Domenica il clou con la cerimonia ufficiale di apertura, le premiazioni dei coltivatori e stuzzicanti degustazioni gratuite. Buon appetito col radicchio tardivo di Martellago. Ed ora, come di consueto, spazio alla nostra pagina dedicata alle notizie più rilevanti di questa settimana con la rubrica Lo Zoom del Gazzettino. Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Tiziano Graziottin, caporedattore del Gazzettino. Ben ritrovati. Allora, l'approfondimento della settimana. Beh, insomma, si è parlato molto in questa settimana, di nuovo si è tornati a parlare del palazzo di Pierre Cardin, palazzo, insomma, della torre alta 200 e oltre metri, ed è una torre che sta creando 2 fronti contrapposti sempre più forti, no? Sì, l'impressione che poi ci sia anche un po' di manicheismo in questa situazione, nel senso che, come dicevi, ci sono gli oppositori che la vedono come fumo negli occhi e coloro che la vedono come il tocco di bacchetta magica per risanare Marghera. Forse la verità sta nel mezzo. Di certo è che anche questa settimana, come dicevi, abbiamo registrato da un lato la presa di posizione di una cinquantina di personalità di spicco del mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, proprio determinati a dire che quella torre sarebbe un obbrobrio per Venezia, e parliamo di personalità del calibro di Dario Fo, di Franca Rame, dell'architetto Portoghesi e molti altri. E dall'altra però, ad esempio, abbiamo registrato anche la posizione di un bel gruppo di margherini che dicono: ma come Venezia si è sempre disinteressata di Marghera, per noi è un'opportunità di cambiamento e di sviluppo. Ma infatti si è aggiunta anche la soprintendenza che ha messo in discussione la skyline di Porto Marghera, voglio dire, si preoccupano perfino di questo. Quando dovevano costruire le ciminiere non è che si preoccupassero molto nella skyline, no? Ma diciamo che la sovrintendenza fa il suo ruolo e immagino che se ha trovato degli elementi di perplessità fa bene a rilevarli. Di certo, ecco, che questa contrapposizione appunto sembra più che altro un muro contro muro, da un lato da parte di Pierre Cardin e dei costruttori. Si punta molto su un progetto un po' a scatola chiusa, diciamo, non modificabile. No. Dall'altro c'è un fronte che dice no, punto, e quindi così non se ne esce, quando invece vediamo, come ad esempio in occasione del Fontego dei tedeschi, che forse la mediazione può invece portare a delle soluzioni. Infatti la scala mobile è stata spostata, la notizia appunto di ieri, la soprintendenza ha dato l'ok, però la scala mobile deve essere spostata e la terrazza panoramica è meno invasiva. Però nel caso di Pierre Cardin, uno stilista, l'ha detto quando ha fatto la conferenza stampa: questa è la mia torre, questo mazzo di fiori con questo nastro, e non si discute. Sì, appunto, come hai
detto è probabilmente la posizione di uno stilista che vede la sua creazione come un unicum che non può avere delle modifiche, perché quelle modifiche andrebbero a togliere il senso dell'unicità. Però è chiaro che qui c'è un palazzo, come dicevi, veramente enorme di 250 metri, quindi insomma forse una mediazione farebbe bene a tutti. Senti, cambiamo argomento, parliamo di quella vicenda sconcertante del bambino che è stato portato clandestinamente a Venezia dentro una trolley. Sì, una vicenda, come hai detto, sconcertante. Noi abbiamo titolato sul Gazzettino incredibile, perché pensare che un bambino di 5 anni per passare un controllo venga messo in una valigia, anche con aspetti che per la sua salute sia, diciamo, sul piano proprio concreto della respirazione, ma poi anche pensiamo sull'immaginario di un bambino, come può incidere una vicenda del genere, appunto direi è sconcertante. Poi inquieta di più anche il fatto di sapere, di pensare che futuro avrebbe avuto questo bambino. Sì, perché il passero, ovvero colui che si era incaricato di fargli attraversare il confine o comunque di farlo entrare illegalmente in Italia, dice che era destinato a raggiungere i suoi genitori in Germania, i genitori del bambino. Però questa è la versione di una persona che era già implicata in altre situazioni di traffico di esseri umani, quindi insomma una versione poco credibile. Speriamo fosse la verità, speriamo sia la verità, perché in caso diverso questo bambino era destinato a finire nel mercato degli schiavi o addirittura chissà nel mondo lugubre del traffico di organi, quindi insomma sono degli aspetti umani veramente sconcertanti. E chissà quanti altri magari ne sono passati e non sono stati trovati. Senti, concludiamo con qualcosa di più allegro. I mercatini di Natale, cioè questo è il fine settimana che apre i festeggiamenti, diciamo, natalizi nella provincia di Venezia. La Confcommercio nel Milanese si è data molto da fare, mercatini a go-go, sia a Scorzè, a Martellago, a Milano, e si ripete quello che era già accaduto l'estate scorsa, cioè che in provincia si danno più da fare che a Mestre. Mestre appare una città un po' più depressa da questo punto di vista. Diciamo che c'è sempre stata anche in provincia la forza di gruppi di persone che magari hanno la capacità di, proprio perché si parlano di più, perché c'è più anche coesione sociale, forse hanno la capacità di mettere in piedi anche in momenti di crisi delle iniziative che insomma muovono, come si dice, il mercato. Pensiamo ad esempio a Milano, sappiamo che la Movida pompa, come si dice, molto, sicuramente più di Mestre. Ecco, Mestre invece sembra pagare più pesantemente questa situazione di crisi, pare che ci sarà un ulteriore ridimensionamento delle luminarie, i cantieri aperti in alcune zone della città, ad esempio via Puerio, nella centralissima via Puerio, ma anche i cantieri che non si aprono, quindi i buchi di altre parti, la rendono in questo momento una città complicata, difficile e che rischia di perdere anche il treno. Per questo parlo evidentemente soprattutto per il mondo del commercio, di un Natale che potrebbe risollevare dei conti purtroppo pesantemente in rosso. Sì, anche se lo sappiamo, insomma, le previsioni sono abbastanza fosche, ma magari di questo parleremo nei prossimi approfondimenti. Grazie Tiziano di essere state con noi, grazie a tutti voi per averci seguito e noi ci vediamo venerdì prossimo. Il fine settimana è denso di iniziative, spettacoli e concerti. Ve ne segnaliamo un paio. Natale a Favaro, sabato 8 dicembre in piazza Pastrello con bancarelle, danze popolari e le canzoni veneziane del coro Serenissima. Domenica sera invece alle 20:45 il coro gospel Affetti Sonori si esibirà al Teatro Papa Luciani della parrocchia Santa Barbara di Chirignago. Il concerto è organizzato dall'Univoc, Unione Nazionale Volontari per i Ciechi, sezione di Venezia. E continua il calo della temperatura come annunciato dai meteorologi in montagna. La colonnina di mercurio è scesa sotto i 20 gradi, come a Cimabanche e a Piana di Marcesine. Dai meno 7 gradi dei giorni scorsi a Cortina si è arrivati a meno 12, ad Asiago a meno 14. La tempesta dell'Immacolata è cominciata. La prefettura intanto ha mobilitato la protezione civile per far fronte alle emergenze che potrebbero sorgere sulle strade a causa del gelo e della neve. Vediamo dunque insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Il
Il Veneto è interessato da correnti fredde provenienti dal settentrione, con possibili precipitazioni nevose, venti da nord-est e temperature sotto zero. Sabato 8 dicembre, cielo molto nuvoloso o coperto con possibili piogge miste a neve di debole intensità, in esaurimento nell'arco della giornata. Valori termici stazionari prossimi allo zero, mare molto mosso. Domenica 9 dicembre, sereno con nubi di passaggio, minime in sensibile abbassamento fino a -6, mare mosso. Lunedì 10 dicembre, foschia al mattino, poi poco nuvoloso, minime in risalita, massime stabili. Martedì 11 dicembre, bel tempo anche se con clima rigido, valori inferiori alla media stagionale, compresi fra -4 e 4. La marea di sabato 8 dicembre è sostenuta, la massima alle 6:15 95 cm, la minima alle 13:30 15 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19:20, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.